Cari amici, ricominciamo e continuiamo i nostri incontri che riguardano un po', vogliamo definirla così, la storia delle nostre istituzioni. Certo il titolo del corso prevede l'analisi di un lungo periodo che vedeva il patriarcato prima e poi l'arcidiocesi di Gorizia, e con tutta una serie di rapporti, di istituzioni che iniziano e finiscono i loro mandati e la loro storia, e in questo rapporto continuo che c'è tra arcivescovi, papi, la Serenissima, i patriarchi prima degli arcivescovi e gli imperatori. E siamo fermi da alcune lezioni proprio ad analizzare questa istituzione di grandissimo rilievo che è stata l'arcidiocesi di Gorizia, con particolare riferimento proprio alla prima parte di questo straordinario periodo. Prima parte che va proprio dal 1751 fino al 1784. E qui abbiamo analizzato, abbiamo iniziato a conoscere per bene la figura del grande arcivescovo Carlo Michele d'Attems, dei Conti d'Attems, di una delle famiglie patrizie più importanti. E abbiamo visto un po' della sua figura proprio attraverso i suoi scritti, che hanno dato vita a quel corpus monumentale che può essere definito proprio la visita pastorale, la prima visita pastorale che egli inizia a compiere già nel momento in cui era stato nominato vicario apostolico da Papa Benedetto XIV, e poi la continua durante la prima fase di scioglimento del patriarcato, l'erezione dell'arcidiocesi, e la conclude proprio nel il primo anno e mezzo del suo pontificato nella grande arcidiocesi di Gorizia, che abbiamo potuto apprezzare in un'immagine proprio nella lezione precedente, che ci ha fatto vedere nitidamente la grandezza di questa diocesi, che già fin dalla sua istituzione originaria faceva intravedere tutta una serie di problematicità che l'Attems sa cogliere fin dai primi momenti del suo mandato. E proprio anche abbiamo visto fisicamente la presenza, ad esempio, delle isole, le ho chiamate così, della diocesi di Lubiana, che stavano nel grande territorio, all'interno del grande territorio dell'arcidiocesi di Gorizia, e delle già chiare spinte, diciamo così, di pretesa di autonomia assoluta rispetto prima ai patriarchi e poi degli arcivescovi, del vescovo di Lubiana, che si metteva in rapporto soltanto o con la Santa Sede o con l'arcivescovo di Esztergom. Quindi già fin dalle origini di questa istituzione si possono cogliere i primi grandi problemi. L'Attems a tutti gli effetti è stato una delle figure cardine del territorio del Goriziano di tutti i tempi. Carlo Michele è veramente una figura poliedrica, intelligentissima, che ha saputo cogliere gli aspetti fondamentali del territorio che gli è stato affidato e del gregge che gli è stato affidato da pastore. Meriterebbe sicuramente un primo piano anche visibile del mandato e del lavoro che seppe seguire con grande meticolosità, con grande pazienza, parola che userà spesso, con grande benevolenza, ma con anche grande rigore, cosa che chiedeva a se stesso e chiedeva anche al suo clero e naturalmente al suo popolo. Vi faccio ora vedere un'immagine di Carlo Michele d'Attems, uno dei ritratti che spesso troviamo nella sacrestia dei canonici della cattedrale goriziana o nel palazzo arcivescovile, o magari in qualche mostra che di periodo in periodo viene a lui dedicata, o al Settecento come secolo fondamentale per il nostro territorio. Naturalmente sono dei ritratti che non non riescono a leggere la profondità del suo pensiero e la sua
stessa grandezza da questo punto di vista. Sono un po' ritratti di maniera, se vogliamo, di quegli artisti locali come la famiglia dei Lichtenreiter, ad esempio, però ci portano oggi, almeno ci conservano i tratti del suo volto, del volto di questa persona che seppe comprendere le problematicità e tentò di risolverle. Nella lezione precedente ci siamo soffermati a leggere alcuni passaggi, naturalmente il tempo che viene concesso è sempre un tempo che è ridotto per forza di cose, e quindi noi possiamo leggere soltanto alcuni aspetti dei suoi tanti scritti. E ci eravamo infatti soffermati a leggere proprio i commenti che lui faceva durante la visita pastorale, la prima visita pastorale, che poi il corpus di questi documenti dà la visita pastorale, fornisce quest'opera, se vogliamo dire così, monumentale del lavoro che visivamente abbiamo davanti, compiuto dall'Attems, ma in verità sono delle lettere che egli scrive al Papa e spiega ciò che vede. Una delle caratteristiche chiave, e lo sarà anche per un altro argomento che è il chiave della lezione di oggi, è questa forma singolare nella quale egli usa anche terminologie che potremmo dire personali, con un linguaggio non formale. Certo, unisce la visita istituzionale a un modo di esprimerla familiare, anche con il sommo pontefice, e sarà una novità assoluta. E da questo corpus di lettere che egli scrive giornalmente, quando visita quella parrocchia, quelle popolazioni, quelle genti, abbiamo visto quei sacerdoti, quel clero, e ne commenta i problemi, i punti di forza, rimane anche colpito positivamente da tante cose, le scrive. Ebbene, da tutto questo suo girovagare si forma questo corpus. E poi Attems farà ben 3 visite globali della diocesi in questo suo infaticabile lavoro di 22 anni di pontificato, dal 1751-52, diciamo, quando è istituita l'arcidiocesi, fino alla morte nel 1774. Lunghi anni di lavoro intenso a favore delle proprie popolazioni, il pastore che cerca il suo gregge, e ne viene fuori un ritratto per certi aspetti anche commovente della pazienza, dell'abnegazione di quest'uomo, ma anche dello stesso affetto che le popolazioni dimostrano a lui, anche correndo appresso alla carrozza. Magari nelle lezioni successive vi leggerò qualche passo proprio di una visita alla fortezza di Gradisca, ai preparativi di questo straordinario momento. Fate conto infatti che sono secoli che nessun pastore, nessun preso, nessun patriarca mette piede in questi territori, e adesso c'è questa figura visibile, uomo intellettuale, un teologo, aveva studiato a Roma, a Vienna, era di casa a corte, si rivolgeva, come abbiamo letto, in tedesco ai tedeschi, in sloveno ai sloveni, in italiano ai italiani e in friulano ai friulani, comprendendo che la lingua era un grande mezzo utile a quello che lui, alla testimonianza che dava, quindi al messaggio che voleva far arrivare, ma poi comprenderemo, la lingua sarà uno dei grandi problemi che sia Roma e Vienna coglieranno. E allora vi dicevo, da tutto questo corpus di strada di scritti, proprio di strada fisicamente seguita, la fatica stessa che fa l'Attems, pensate, i mezzi dell'epoca, partiva in aprile, tornava l'anno successivo, c'era qualcuno a Gorizia che si occupava della città, si indebolirà ad un certo momento anche il suo cuore, proprio per questa
fatica fisica che aveva dovuto anche subire per andare a cercare queste popolazioni. Le visita tutte, infatti, e da questo corpus di scritti nasce anche una sua idea che sarà anche alla base della sua storia pastorale, e cioè l'idea di riuscire a riunire nella Chiesa che vive in Gorizia un sinodo che in pochi giorni avrebbe dato, attraverso la lettura dei punti di forza, delle debolezze, dei problemi, avrebbe dato delle soluzioni condivise, omogenee, che avrebbero aiutato il clero e il popolo a camminare nella storia. E questa era una sua idea che ebbe proprio fin dall'inizio, proprio da quando il suo lavoro come presule e il suo mandato appunto come arcivescovo per questa terra così complessa. E tutto ciò ci metterà decenni prima di giungere a una conclusione e prima di ottenere naturalmente il permesso di svolgere questo sinodo, perché dalla prima visita pastorale del 1751, da queste lettere che poi compongono il corpus, passeranno ben 17 anni prima che il sinodo prima che il sinodo ottenga il permesso di apertura e prima che l'Attems possa effettuare questo grande momento di ecclesialità. Infatti il sinodo si svolgerà nell'ottobre del 1768. E tutto ciò anche perché, abbiamo detto, il problema per Roma e per Vienna era la concessione di questa assemblea e anche la tipologia di assemblea che doveva essere utilizzata per questo sinodo. Anche la forma stessa sarà un problema. È un sinodo provinciale o è un sinodo diocesano? Quindi bisogna convocare anche i vescovi suffraganei o bisogna convocare soltanto il clero della diocesi e quindi sarà un sinodo soltanto diocesano? Tutta una serie di problematicità, ma lui riuscirà nell'intento e il sinodo verrà convocato, si aprirà e si concluderà e sarà per il XVIII secolo uno dei sinodi più importanti dell'orbe cattolica, con tutta una serie di dati assolutamente moderni, nuovi, uniti a un insieme di tematiche classiche che venivano trattate in tutti i sinodi che si svolgevano proprio in quella parte del Settecento. Quindi ci sarà questo connubio di modernità e di tradizionalità, di tradizione, se vogliamo. Ma, come vi avevo detto, la grande tristezza che avrà l'Attems sarà quella di aver potuto svolgerlo, ma di non aver potuto avere il permesso di pubblicarlo e tutto il lavoro svolto purtroppo resterà soltanto un documento manoscritto in bozza senza aver avuto da Roma e da Vienna il permesso per la pubblicazione. E poi questa sarà l'ultima parte di questo nostro parlare. E già vi dicevo che soltanto gli atti preparatori per poter iniziare il sinodo furono molto complessi, tanto è vero che l'Attems avrà tutta una serie di problemi proprio anche in vista della stessa formazione
di questo sinodo. Infatti, quando finalmente nel 1768 sembra che le cose si stiano mettendo per il verso giusto e quindi ci sarà la possibilità di aprire i lavori, ebbene succede un fatto gravissimo, e cioè Maria Teresa, che aveva una stima, e abbiamo visto anche, era stata quasi coetanea dell'arcivescovo come età, però aveva una grande stima, lo aveva conosciuto direttamente, l'Attems aveva frequentato la corte, e molte famiglie nobiliari goriziane poi erano state educatrici degli arciduchi e degli imperatori stessi quando erano in fasce o quando erano piccoli, quindi erano stati pedagoghi, eccetera. Quindi diciamo che Gorizia era nota alla corte di Vienna, e Carlo Michele era una di quelle persone note e gradite alla corte e a Maria Teresa. Ebbene, ella, che aveva così grande stima, quando finalmente sembra che è il momento propizio per l'apertura del sinodo, ebbene, Maria Teresa si ammala di vaiolo, cosa che aveva colpito già parte della sua famiglia, alcuni figli, e viene quasi, questo in maggio del 1768, viene portata quasi alla consunzione, all'estremo, quasi sembra che non ce la farà a superare la malattia. Però invece la cosa viene superata miracolosamente, e nel luglio del 1768 il 2 luglio, viene finalmente concesso il permesso per l'apertura del sinodo, che avverrà nell'ottobre successivo, il 15 ottobre del 1768. Il sinodo durò 4 giorni, fino al 19 ottobre dello stesso anno, e in quei 4 giorni si discute su tutta una serie di tematiche che erano state preparate minuziosamente dall'Attems e che erano proprio il frutto di quel suo iniziale grande tour, chiamiamolo così, dell'arcidiocesi, dove aveva potuto incontrare clero e popolo. E questo suo girovagare attento, analitico del territorio lo fece, abbiamo detto, per più volte. Ma la grande visita è proprio la prima, quando è ancora vicario apostolico, quando comincia che è ancora vicario apostolico, e poi diventa arcivescovo. E tratterò di alcuni punti di questo sinodo, in estrema sintesi, naturalmente, incominciando con la seconda Constituzio del sinodo, e cioè quella intitolata De Hereticis et Locis Suspectis in Fide, che è uno dei capitoli principali e più importanti, se non forse il più importante, anche perché riflette tutta una serie di situazioni locali, soprattutto quelle della Valle della Carinzia, luoghi molto difficili per la Chiesa. Il vescovo si rivolge infatti con particolare attenzione a tutte quelle parti della Carinzia site tra la Drava e il fiume Giglia, invitando gli arcidiaconi, i diaconi, i commissari, i parroci, i vicari curati a recarsi in locis in quibus heresiis viget suspicio. Invito che sembra quasi una mobilitazione a tutti gli effetti del clero per affrontare un pericolo giudicato gravissimo. E che tale pericolo sia stato individuato proprio dall'Attems si deduce anche dal testo della sua prima relazione ad Limina del 7 dicembre 1754, quella che fa la relazione al Papa. Ad Dravum scrive testualmente, leggo, passim in fide suspecti ac simulatores erroris semel hausti tenacissimi, moribus asperi, clero male affecti. Erano quindi le parole molto, molto dure, e l'Attems aveva ripreso
quelle parole del 1754, che poi erano state riprese già nel precedente 1751, e le aveva portate con la loro sempre forza di 14 anni prima anche al sinodo proprio del 1768. Quindi la situazione non doveva essersi modificata di molto se l'Attems ritiene proprio di dover ribadirle in maniera così forte. Probabilmente è una domanda che si pone l'Attems, forse c'è una difficoltà seria del clero a farsi capire dal popolo, dagli abitanti. E infatti uno degli ostacoli che trova l'Attems è la necessità di esprimersi da parte del clero in lingua vernacula, nelle sia adunanze in chiesa, per la messa, per la catechesi, per la predica, per le prediche che il clero doveva effettuare durante tutte queste attività, diciamo, a favore delle popolazioni. Quindi il latino era per la liturgia, ma nel momento in cui ci si rivolgeva alla popolazione durante l'omelia, lui dice che bisogna che si utilizzi il parlare la lingua locale per farsi comprendere, e tanto di più aggiunge: bisogna che in quelle adunanze che possono essere le messe e la catechesi differentemente, bisognava parlare con voce clara et distincta voce, populo verba repetente. In più doveva esigersi che non si potesse essere amministratori, diciamo così, locali, economi, rettori di confraternite, magistrati, se non si dimostrava una provata fede cattolica, in modo da evitare il sospetto di eresia. Questo capitolo sull'eresia sarà legato anche al capitolo sui libri proibiti. Attems in maniera granitica condannerà questo tipo di situazioni che trova in determinati luoghi della sua arcidiocesi più radicati. Continua dicendo che uguale diligenza bisogna accertare per quanto riguarda l'integrità della fede degli sposi prima del matrimonio. Il vescovo insiste manifestando viva apprensione perché si stia in guardia dalle insidie, i sotterfugi degli eretici, che sono molti e sono molto vari, questi sotterfugi. Non bisogna mai in nessun modo stancarsi di essere diligenti. Che ci ascoltino testimoni, ma testimoni sicuri nell'accertamento della fede, dice lui. Per i sacerdoti non ci sono scuse, non ci sono, per quanto riguarda la vigilanza e la custodia del gregge donato da Cristo. Il vescovo ritiene che con la dottrina e la pazienza, un'altra parola che userà spesso, tanta pazienza, nel discutere e nello stimolare, si riesca ad allontanare il nemico e a far tornare la luce della fede. Si dubium citra fidem occurrerit, aut errore dum taxat, intellectus aliquem lapsum deprehenderint. Pazienter audient. Queste sono le parole che utilizzerà, sempre, comunque, con tanta pazienza. Ma se nonostante i lunghi e tenaci tentativi non si fosse ottenuto alcun risultato, in tal caso occorreva denunciare colui il quale era stato definito eretico al braccio secolare, che l'avrebbe ammonito a non fare danno con parole e fatti alla Chiesa. La Chiesa, dal canto suo, lo avrebbe privato
della sepoltura ecclesiastica. Et loco communi ac profano tumulari iubemus ut dignum habeat sua perfida et religioni fumus. A questo punto della Costituzione seconda, dopo aver parlato in maniera tecnica e istituzionale del problema dell'eresia e degli eretici, diciamo che l'Attems incomincia a utilizzare un linguaggio maggiormente discorsivo e quindi si preoccupa quasi di indicare ai sacerdoti, soprattutto della Carinzia, le parole corrette da dire alle popolazioni. Il sacerdote deve curare che l'osservanza della fede sia palese, sia chiara, perché non ci si deve vergognare di professare il Vangelo. E aggiunge questa frase all'interno: non offrirono la propria vita i martiri, gli apostoli, coloro che confessavano la propria fede in Cristo? E quindi il vescovo si raccomanda, con terminologia molto moderna, di essere dei veri missionari, insieme a essere, alla figura quindi della insita del sacerdote, che è quella poi del parroco, e l'Attems chiede che i parroci siano anche missionari, che facciano costantemente visita alle famiglie, prendano nota della loro composizione e si attengano nella registrazione degli atti e di queste cose che comunque per l'Austria e per lo Stato civile hanno anche una grande importanza, quindi seguano esattamente ciò che è prescritto, sia dallo Stato e prima ancora dal Concilio di Trento. Quindi annotino con scrupolo queste situazioni e in pratica nasceranno poi i cosiddetti, in questo periodo, status animarum, cioè stati di famiglia, dei veri e propri censimenti che i sacerdoti completavano di anno in anno, aggiungendo, togliendo se qualcuno moriva, e quindi abbiamo questi straordinari documenti proprio nati in questo periodo storico. Quindi il sacerdote deve compiere una missione, deve essere un missionario e deve essere una missione che deve essere attuata con scrupolo e con una precisione e una minuteria quasi contabile. Legato all'eresia c'è certamente l'invito nel sinodo ad indagare sui libri degli eretici che la gente poteva possedere più o meno consapevolmente. Abbiamo letto nella precedente lezione che l'Attems dice che bisogna fermare le scuole ad un certo momento, per i contadini non servono perché servono per imparare a leggere le cose brutte, cioè i libri proibiti, e qui si fa questa allusione al fatto che c'è il rischio di possedere anche inconsapevolmente dei libri che vengono definiti proibiti o scritti che contengono nozioni che per l'epoca sarebbero state definite eretiche. E si dovevano chiedere i sacerdoti da chi il parrocchiano li aveva ricevuti, farsi dire il nome, da dove erano arrivati, da quanto tempo li possedevano, con chi li leggevano, perché anche qui è interessante pensare, come ci già diceva nel 1751, che non serviva soltanto saper leggere, ma bastava saper ascoltare, e che qualcuno sapesse leggere e comunicasse l'eresia agli altri che la potevano ascoltare. Questo sarebbe stato ancora grave nella stessa maniera.
E bisognava far capire come il crimine dell'eresia era definito quasi fosse una malattia terribile, quale la peste, quod est pestis exitialis animarum, proprio una peste per l'anima stessa, e quindi l'anima che non avrebbe, che peccando in maniera mortale, non sarebbe arrivata pura al Padre Eterno, e quindi sarebbe finita nella morte eterna, all'inferno. E quindi tutto ciò portava danno irreversibile alle persone. Quindi chiede ai parroci che possano trovare anche degli emissari che magari si erano fatti dare queste cose da altri per portare l'eresia nel territorio, e quindi bisognava indagare. Oppure erano quelli che avevano rigettato la stessa religione cattolica, i transfughi, scrive l'Attems della religione, che creavano veri e propri, potremmo chiamarle oggi delle sette, anche delle letture proprio che accoglievano la povera gente che aveva poca cultura, e lì immettevano il seme dell'eresia. E poi chiede che vengano esaminati questi testi, e dovevano esserci delle persone che potevano confutare e impugnare le opinioni e gli sbagli che venivano disseminati, e tutto ciò doveva essere però realizzato tramite sempre il consenso della sede apostolica. Affine all'eresia e anche la bestemmia contro Dio, i santi e la religione, anche quando la si pronuncia nel gioco, o in quelle pessime consuetudini che dice lui, che sono questi incontri che possono avere la sembianza degli incontri, se vogliamo, conviviali, e poi si trasformano invece a dei consensi a tutti gli effetti che vanno proprio contro a offendere il Padre Eterno, appunto, dove volano parole contro Dio e i santi. E qui l'Attems chiede ai parroci in maniera molto forte che devono combattere le superstizioni, e lo devono combattere tramite una corretta predicazione. E questo, diciamo, tematica è una tematica anche tipica dei sinodi della metà del XVIII secolo, dove si chiede ai parroci una profonda preparazione. L'Atems sa benissimo che a Gorizia, nel territorio, non c'è un seminario, e quindi sarà una di quelle cose che fin dal 1751 anche saranno di suo continuo sforzo, e infatti istituirà il seminario nel 1757, il primo seminario dell'arcidiocesi di Gorizia. Nello stesso capitolo si parla delle superstizioni diffuse nelle società rurali, malefici, pratiche magiche esercitate durante le malattie, per concludere con un attacco agli zingari, che secondo la mentalità dell'epoca erano i portatori di queste visioni malvagie e per certi versi malefiche. Dopo aver parlato degli eretici, bestemmiatori, gli incantatori, gli zingari, il sinodo parla del rapporto tra ebrei e cristiani, e qui l'Attems ricorda che la legge dello Stato austriaco consente che gli ebrei abbiano stabile dimora proprio in alcune città, in luoghi certi delle città dell'impero, e che questa stabilità ha portato anche a una comunanza di vita con i cristiani, e l'Attems mette in guardia gli eccessi da questa familiarità, come sarebbe andare a casa di un ebreo
o entrare nella sinagoga o assistere ai loro riti che lui definisce superstiziosi. E seguiva nel sinodo tutta una serie di raccomandazioni che sono presenti in tutti i sinodi della metà del XVIII secolo o comunque di quel periodo. E i parroci quindi chiede ai parroci che devono vigilare che ci fosse autentica fede cristiana se gli ebrei chiedevano di essere convertiti cioè, chiedevano il battesimo, quindi avevano fatto opera di conversione, però i parroci dovevano indagare se ci fosse reale spirito di conversione cristiana. E poi chiede che nessun cristiano deve mettersi a servizio in casa di ebrei senza la prescritta licenza da parte dell'autorità ecclesiastica. Invito ad accertarne la consistenza della fede, la timorata coscienza, scrive, e l'onesta vita. E quando anche fosse stata accordata la licenza, doveva essere garantito che il famulus o l'ancilla potessero conservare integra la loro fede e diligentemente adempiere ai loro doveri cristiani. E poi c'è proprio il caparagrafo a questo dedicato dove dice famulus vel ancilla dominicos festos dies religiose observent, quindi chiaramente si fa riferimento alle festività religiose che devono essere osservate dal appunto questi che potevano entrare a servizio di famiglie ebree. In ultimo, negli ultimi paragrafi riguardo proprio le devianze, riguarda gli scismatici presenti nella bassa Carniola ai confini con la Croazia, verso i quali si raccomandava di svolgere opera assidua per tentare di portarli verso la vera fede. Dopo i capitoli dedicati alle devianze, che non si discostano molto per vero dai sinodi dell'epoca, vi sono altri aspetti particolari che si legano alla precedente parte, e cioè lui individua nei paesi della Carinzia che ci siano infiltrazioni e insidie da parte di eretici e dal passaggio continuo di zingari, paesi e aree che per costituzione geografica sembrano favorire l'accumularsi delle devianze, tanto che il vescovo Attems fa ricorso oltre che ai parroci anche proprio ai missionari. Qual è questa opera che deve fare la Chiesa in Carinzia? È le parole che continuamente vengono ribadite nel sinodo è che le popolazioni locali sono semplici, rozze e ignoranti, e dunque il riferimento è al mondo rurale. E anche lì ci sono in questo mondo libri considerati eretici, e ci sono anche coloro che fanno venire dal di fuori questi libri, e questo sembra un riferimento a intellettuali o che vivono nelle zone o a commercianti o a gente che viaggia e porta notizie dalle città, incuriosendo le popolazioni locali. Quindi non serve che le popolazioni locali sappiano leggere, tanto è vero che lo dice anche l'Attems, che sono popolazioni particolarmente ignoranti, ma basta che qualcuno legga e si faccia ascoltare e spieghi queste idee che per l'Attems sono altamente pericolose. Quindi a questo punto il sinodo conferma tutte le preoccupazioni del vescovo per la molteplicità delle infiltrazioni eretiche, espresse in tutte poi le precedenti visite e tutte le lettere scritte proprio ai pontefici. Fa specie anche riferimento costante all'aspetto inquisitoriale, che non fa naturalmente
eccezione rispetto al panorama generale della contemporanea letteratura sinodale dell'orbe cattolica. È sempre il motivo della paura della dannazione eterna, non solo per le anime dei fedeli che scivolano nelle eresie, ma anche quelle per i parroci, missionari e sacerdoti in genere, che non compiono in modo zelante la loro missione, la loro testimonianza del Evangelo. E anche un'altra questione importante è certamente il capitolo dedicato alla dottrina cristiana, dove ritroviamo i modi tipici dell'insegnamento di Carlo Michele d'Attems, che scende sempre molto nei particolari, con quasi un'intenzione didattica. Si preoccupa che ai piccoli si insegni la dottrina, e qua adesso vi leggo testuale, lingua vulgari, stiloque, familiari, e secondo le loro capacità mentali, e che i precetti della Chiesa vengano trasmessi clara et distincta voce, populo verba repetente, come abbiamo detto prima, e che gli atti di fede, speranza, carità e contrizione vengano recitati dalla tenera prole manus iunctas habente. Guai al parroco che si fosse dimostrato negligente verso la dottrina cristiana e lo scrupoloso e attento attento volgersi verso i più deboli, i più piccoli, i più indifesi, e il suo la sua testimonianza e la sua voce autorevole sarebbe stata assolutamente indispensabile per la trasmissione della fede. Quindi guai al parroco che non fosse stato attento e zelante in questo punto fondamentale, ritenuto assolutamente fondamentale per l'Attems e anche naturalmente per tutta la parte, diciamo, letteraria sinodale di quell'epoca. L'Attems si attiene scrupolosamente alla norma tridentina, secondo la quale il catechismo doveva essere insegnato in lingua vernacula o lingua loci. E infatti i catechismi dell'epoca e i catechismi dei grandi santi come San Pier Canisio o Bellarmino erano stati tradotti nel volgare, nella Vulgata, proprio perché dovevano essere trasmessi chiaramente alle popolazioni. Questo accade in maniera generale nei sinodi del XVIII secolo, e questo ribadire la necessità della corretta trasmissione della fede indicava che forse non era stato applicato in maniera intellegibile fino a quel momento questo principio cardine della Chiesa cattolica. Non è poi da dimenticare l'importanza che nel sinodo viene data all'aspetto della festa e della santificazione della festa o delle feste, ed è importantissimo perché sono delle indicazioni che vengono proprio dal governo centrale, quindi da Maria Teresa. Il Settecento infatti ha conosciuto proprio delle forti, iniziano proprio nel Settecento queste forti polemiche contro l'astensione del lavoro nei giorni delle feste religiose. Tutto il riformismo, diciamo così, illuminato dell'epoca settecentesco, da quello asburgico a quello milanese a quello napoletano, criticava l'esorbitanza delle feste, che provocavano in quei giorni
la perdita di somme immense di guadagno e la necessità per la povera gente di questuare. Allora l'Attems riprende queste concezioni nel Sinodo e tiene conto degli umori del tempo, salvaguardando l'obbligo della messa la domenica e delle festività religiose più importanti della Chiesa cattolica, ma ammettendo delle eccezioni raccomandate anche dall'imperatrice Maria Teresa, e cioè che il contadino nel giorno di festa possa lavorare. E tutto si basa sulla necessità di organizzare al meglio questa situazione di possibilità di lavoro, e cioè chiede ai parroci quindi di organizzare meglio le celebrazioni, di modo che il contadino possa partecipare alla messa e andare a lavorare nella festività, per non fargli perdere il denaro necessario per sfamare la famiglia. E questa è una grande novità introdotta. Alia vero festa, que ex voto hac tenus inducta sunt, ex mandato apostolico commutamus, et dominicam festum votivum consequente celebrari debere decernimus, ut et devotioni fidelium satisfiat, et propter festorum multiplicationem otiandi tollatur occasio, nel senso che erano abolite tutta una serie di festività non necessarie, e soprattutto per istituire di nuove festività bisognava avere un consenso dell'autorità superiore. E quindi capiamo che l'Attems prende alla lettera le disposizioni del governo centrale, proprio onde fare evitare che ci fossero questi contrasti tra la Chiesa e i lavoratori, i contadini in questo caso, e segue precisamente queste disposizioni. Un altro capitolo importantissimo è anche quello dedicato proprio alla figura del vescovo, e poi di seguito alla figura del sacerdote, del diacono, del suddiacono, eccetera. Sono 188 pagine fittissime che compongono l'elaborato finale del Sinodo, e toccano tantissimi aspetti della vita ecclesiale della diocesi, quindi per quanto concerne sia gli ecclesiastici in tutta la loro gerarchia, e che poi tutto ciò si proietta sulle persone, sul popolo che viene a loro donato, e il gregge al quale loro devono tenere con particolare attenzione, che devono seguire, crescere, devono naturalmente istruire. E quindi il Attems, che è il pastore di questo grande gregge, trova delle parole che hanno un qualcosa di commovente proprio per definire la figura del vescovo. Le leggo in latino perché sono chiarissime, e contengono tutto ciò che ancora oggi vede la figura del vescovo, illumina la figura del vescovo, se vogliamo. L'Attems dice: episcopum seo prelatum oportet irreprensibilem esse, sobrium, prudentem, ornatum, hospitalem, doctorem, pudicum, continentem, non violentum, non percussorem, non superbum, non iracondum, sed modestum, non litigiosum, sed benignum, non turpis lucri cupidum, sed justum, sanctum, amplectentem eum, qui secundum doctrinam est fidelem sermonem ut potens sit, exhortare in doctrina sana et eos qui contradicunt aurgue re, deinde ut curam privilegium gerant, et non solum sibimet ipsis,
sed universo gregi, in quo spiritus sanctus eos posuit episcopos regere ecclesiam Dei. Ci sono degli aggettivi e delle connotazioni molto belle, sobrio, prudente, ospitale, saggio, pudico, non violento, non persecutore, non superbo, non iracondo, ma modesto, non litigioso, ma benigno, non debba usare linguaggio turpe, non attaccato al denaro, ma giusto e santo. Pesantissime e bellissime parole che dovrebbero far riflettere molti. E questo sono i doveri del vescovo. Tutti i vescovi dovrebbero essere così per l'Attems, tutti i vescovi della Chiesa Cattolica. E così dovevano essere a scendere anche i suoi collaboratori, e quindi anche i pastori, i sacerdoti, i diaconi, i suddiaconi, tutti quelli che facevano parte di questo grande insieme che era la Chiesa, in questo caso la Chiesa che vive in Gorizia, ma se vogliamo più generalmente in senso lato la Chiesa, la grande Chiesa. E al vescovo, e qua lo ribadisce nuovamente, spettava il controllo in particolare della stampa, e segue anche tutta una serie di prescrizioni che dice dove sono i censori. I censori hanno la colpa se questi libri si aggirano e gli stampatori li stampano. Quindi i censori non hanno fatto il lavoro che avrebbero dovuto fare, e quindi colpisce anche gli stessi censori che non hanno fatto il lavoro corretto, e li condanna naturalmente. E poi chiede e invita i tipografi della provincia di Gorizia a rimettere ogni anno una confessione della vera fede, di obbedienza e rinuncia a pubblicare i libri proibiti. Dopo i doveri quindi che devono avere queste persone, perché se i libri girano qualcuno li stampa, e questa libertà di stampa che non controllata provoca danni terribili. E allora prima i censori che non hanno controllato, i tipografi che hanno stampato, e adesso condanna i sacerdoti che non hanno controllato correttamente, non hanno segnalato. Quindi a cadere sono tutti colpevoli se l'eresia gira, prima di tutti il vescovo. Quindi i sacerdoti, i diaconi, i suddiaconi, con il medesimo appassionato rigore, devono essere i primi controllori. L'autorità del vescovo eccelle su tutto, ma tutti l'aiutano ad eccellere. Capite bene che ci sono novità e ci sono posizioni tradizionali, e certamente definito dagli storici generalmente come uno dei sinodi più complessi, ampi e articolati di tutto il XVIII secolo. Come meriterebbe l'Attems un'ulteriore sua lettura periodica necessaria del suo episcopato, perché è stato realmente il più grande arcivescovo metropolita della Chiesa goriziana, e questo bisogna dargli in atto, per l'amore che ebbe per questo territorio e per la grande competenza che mise in campo, e tutta la sua fatica e lavoro destinato e dedicato a queste popolazioni. Anche nell'anno della grande fame, ad esempio del 1764, si dedicherà anima e corpo per sollevare i poveri. Quindi un'anima cristiana e un'anima della carità. Quindi meriterebbe sia la sua figura sempre degli approfondimenti, ma meriterebbe veramente il sinodo stesso di essere analizzato da teologi e canonisti, perché è uno dei più grandi e importanti lavori di quell'epoca. La sua struttura è singolare perché tiene
insieme il sistema e il criterio codicistico, oltre a quello della visita pastorale. E quindi in certe parti si nota il suo essere un rendiconto di viaggio di quello che ha visto nel suo territorio, e con addirittura delle appendici didattiche originali. E diciamo che ha il rigore tridentino e unito a questo suo indispensabile metodo di narrazione veramente nuovo, cioè del racconto. Però il sinodo, vi dicevo, non venne pubblicato, e tutto ciò portò molto tristezza all'Atems, che non vedeva compiuto in maniera globale questo suo grande lavoro che aveva messo a disposizione per la vita dell'arcidiocesi. E quali erano questi ostacoli in verità? Ostacoli che trovò a Roma e a Vienna. Potremmo dire che sono ostacoli di due nature. La prima è formale, nella forma del sinodo, e cioè il primo ostacolo viene da Roma. Quando Roma sta per dare l'assenso, sorge il dubbio se il sinodo sia un sinodo provinciale o un sinodo diocesano. E ci sono delle piccole tracce documentarie che indicano che l'Atems avrebbe voluto produrre un sinodo provinciale, tanto è vero che l'arcivescovo di Trento scrive delle missive al segretario di Stato, e tanto è vero che sarà annunciando la sua non presenza al sinodo, e invece sarà presente il vescovo di Pedena. E dall'altra parte il Roma si domanda se non è provinciale, sarebbe un sinodo diocesano, quindi con una importanza relativamente ridotta soltanto al territorio del Goriziano. Nell'animo dell'Atems, però, viste anche le richieste di partecipazione da parte dei vescovi suffraganei, si estendeva l'idea di un sinodo provinciale. E quindi Roma si blocca su questo punto di vista. Le congregazioni romane sono pronte a dare il consenso, ma in verità non lo danno proprio per questo dubbio che a un certo punto tra il 1769 e il 1770 sorge, e poi ancora nel 1772. Quindi passano quasi 4 anni da quando il sinodo è concluso al momento dell'approvazione. E poi ci sono tutta una serie di indicazioni censorie provenienti dalla cancelleria viennese, quindi laica se vogliamo, dell'impero, e sono delle indicazioni che vanno a toccare i punti ecclesiastici che secondo Vienna devono trasformarsi invece in civili, e quindi l'Atems deve anche difendersi da questo punto di vista. E adesso vi leggo alcuni di questi punti: che per ogni erezione e demolizione di chiesa o cappella si dovesse richiedere l'autorizzazione sovrana, che per erezione di nuove sodalità o confraternite ci fosse il consenso del superiore politico, che fabbriche, amministrazioni e conti delle monache dovevano essere sottoposte alla commissione secolare, che si dovesse abolire la Costituzione 34esima sui beni ecclesiastici e che non si avesse alcun riguardo alle disposizioni e leggi ecclesiastiche nei contratti civili, che si dovesse cassare l'articolo sul foro ecclesiastico e sulle immunità, a cominciare dal diritto di asilo nelle chiese, che si dovesse rivedere la Costituzione 18esima sui matrimoni, che nella Costituzione tredicesima sulla messa venisse cancellato ogni riferimento alla disciplina prevista da Benedetto XIV per la recita della messa. E in casi urgenti le nozze potevano essere celebrate anche senza la messa, che per la messa si doveva adoperare il pane di grano azimo e il vino della vite. Non si dovevano celebrare messe prima dell'aurora. Non si doveva celebrare dello stesso parroco più di una messa al giorno.
Non c'era il placet del censore per la Costituzione riguardante gli eretici e gli ebrei, per i quali chiedeva un linguaggio più rispettoso. Voleva che fossero eliminate determinate parti che potevano essere offensive. Che si abolisse il riferimento all'autorità di Roma per la condanna dei libri e che invece di Roma si mettesse Vienna. Che fosse cancellato con un deleatur il ricorso alla Santa Sede per ottenere licenza dall'obbligo del digiuno, che le sanzioni previste dal Sinodo non dovevano essere sottomesse al giudizio della sede apostolica. Quindi tutta una serie di normative che lui legava alla sede apostolica, Vienna chiedeva che fossero legate direttamente al potere centrale dello Stato asburgico. Quindi Athens è costretto a difendersi e a difendere le sue posizioni e cercherà comunque di giungere a dei miti consigli rispetto a Vienna e rispetto a Roma. Ma l'autorizzazione di Vienna non arriva e dice ad un certo punto Vienna che sembra intenzionata a concedere il permesso alla pubblicazione purché ci fosse una condizione, e cioè che fossero recepite quelle riflessioni e interpretazioni che sono state apposte in margini dai signori revisori. E Athens ne accentò soltanto alcune perché altre riteneva indispensabili che fossero mantenute così come scritte dal Sinodo. E scrive Athens perché un vescovo non può dare alle stampe un'opera che sia pregiudiciale ai diritti di Santa Chiesa, e mandò a Maria Teresa in persona una lunghissima rimostrazione su quello che era accaduto. E l'Athens apre questa sua rimostrazione con una critica alle frequenti correzioni fatte nel Sinodo, dove si loda e si dimostra stima del Papa e della Santa Sede. L'Athens si domandava: grande Iddio, in questa lettera, si loda con le pubbliche stampe un Rousseau, un Voltaire, un Bayle, un Putendorf e mille altri perturbatori della pubblica tranquillità, corruttori di costumi, novatori di disciplina e anche di dogmi, e non si potrà onorare chi è stato posto da Dio per capo dell'unità cattolica, chi fa le veci di Gesù Cristo nostro eterno Signore? Quindi in pratica lui dice a questi censori che lui non può tollerare il fatto che non venga in nessun modo dichiarato nell'Athens delle affermazioni complessivamente di apprezzamento e di stima e di deferenza verso Romano Pontefice, chiaramente. E quindi Vienna chiede anche questa cosa che l'Athens non può tollerare. Ma vi dicevo all'inizio che il problema sia romano sia viennese della pubblicazione di questo enorme lavoro è probabilmente legato a una molteplicità di altri situazioni, non ultimo della eterogeneità del territorio, delle popolazioni e delle lingue presenti in quel territorio, che avevano delle peculiarità, come naturalmente la vicinanza anche al luteranesimo e come poi più volte prescritto all'interno tutta questa presenza di libri proibiti, di eresie, eccetera, che in verità Vienna voleva fossero mitigati. In verità il linguaggio dell'Athens era molto forte da questo punto di vista e Vienna ne era molto preoccupata se fosse stato pubblicato un testo con una verbosità così chiara e netta. E dall'altro campo anche Roma temeva i problemi che non voleva avere con i pesi e contropesi rispetto all'impero, all'imperatrice cattolica, che comunque aveva grande rispetto ed era altamente considerata da Papa Benedetto XIV e anche dai successori. Quindi ad un certo momento il sinodo rimane inedito. Prima di tutto
per l'eccessivo controllo giurisdizionalista e poi per i timori della Santa Sede, per l'eccessivo, scrivono, il soverchio rigore che l'Atems mise e forse, più di tutto, per l'anomala struttura demografica della diocesi, costituita da una maggioranza slovena troppo vasta per essere amalgamata con il resto del territorio. Nella prosa sinodale i toni del vescovo di Gorizia sono effettivamente intransigenti. Nulla era disposto a concedere ai cambiamenti che erano sotto i suoi occhi. Non gli piacevano le ingerenze dei censori, quod spiritualia, ma non ammetteva nemmeno che si potesse essere più tolleranti verso gli eretici. Non ammetteva che si potessero circoscrivere i poteri di vigilanza del clero sulla vita privata dei fedeli. Non ammetteva che si potessero trasgredire gli indici dei libri proibiti e si stupiva che si potesse richiedere ai censori meno citazioni del Papa, meno appelli alla sua autorità, persino sulle questioni dei digiuni. Ma tuttavia egli dimostrava un sconfinato amore per la sua Chiesa e temeva fino alle lacrime per la sua corte. Non era un politico, non era un pastore che avesse cupidigie mondane, ma viveva con un'incredibile ansia il mistero del sacerdozio, il quale sentiva minacciato dalle nuove correnti filosofiche. Questo bel commento, che vi ho voluto anche integralmente leggere nel finale, chiaramente indica il senso del suo mandato pastorale e lo rende veramente un episcopato unico e irripetibile, forse, per l'incondizionato amore che egli dimostrò per tutti i suoi popoli. Ci vorranno secoli prima di trovare altri pastori così innamorati del loro gregge. Grazie a tutti.